preso questo appuntamento. Innanzitutto ringrazio Giorgio per questa ulteriore opportunità che ci dà. Quando nascono queste cose accade sempre perché c'è qualcuno, qualche volontario che mette sotto la schiena, che sottrae tempo al proprio lavoro, energie, la propria famiglia, mette mano spesso che il portafoglio, quindi credo davvero che attraverso te metto un applauso a tutti i volontari che hanno lavorato per questo. Grazie davvero. Un saluto a Leo Assessore, già sindaco di Puglia, credo che sia un bene il fatto che le posizioni amministrative della provincia, della regione e anche al governo nazionale vengano prima o poi assunte da chi ha fatto l'amministratore del territorio, perché chi sta sul territorio, anche in un piccolo comune, alla fine sa cosa sono i problemi, mi ricordo che i sindaci presenti che salute. Quindi è molto importante questo e ringrazio i sindaci che sono qui e anzi vi assicuro che la regione nei limiti di quello che è un bilancio difficile, come dirò fra poco, sarà loro vicino. Questa iniziativa continua nella tradizione, sono tanti anni, ricordo che ancora sono Walter Facchini che era partito con questa iniziativa tantissimi anni fa e credo che abbiate fatto bene a continuare questa presenza che certamente è piccola ma è significativa, perché appunto, come diceva anche la nostra amica della Repubblica Ceca, sta a significare un radicamento e una presenza sul territorio importante. Io parto dall'intervento che ha fatto l'architetto Lombardi, chiedo scusa. Dice che è importante la comunicazione. Io ho accettato volentieri l'invito, anche perché in un momento difficile come quello che il Paese sta attraversando, e purtroppo nel Paese c'è anche la Regione e la Regione c'è anche la Cambia, avere la possibilità di spiegare ai nostri cittadini, alla nostra comunità, come vanno le cose, che prospettive ci sono, che politiche possono essere condivise o no, si stanno attuando, perché si stanno attuando. È un momento che non riguarda la comunicazione del Presidente della Regione, non è un problema di tondo nei confronti dei cittadini, è un problema di coesione sociale. Cioè nei momenti in cui si fanno scelte, che come accade in questo momento, non facili, c'è bisogno che la comunità sia informata, che percepisca che c'è una strategia. Poi ovviamente le cose si possono condividere o no, ma se le cose si presentano rimane la maturità di ciascuno di valutare se si poteva fare di più, se si poteva fare meglio, se si avesse dovuto fare qualcos'altro. E quindi io interpreto questi incontri che faccio, anche quello che farò dopo sul territorio, proprio in questa strategia, quella della comunicazione per creare una coesione sociale, per capire che in questo momento la salvezza del nostro futuro, dei nostri figli, che probabilmente avranno un futuro diverso da quello che ha avuto la mia generazione, non dipenderà solamente dalle scelte che fa qualcuno, ma anche dal fatto di riuscire a tenere in piedi un sistema di relazioni sul volontariato, sulla società, sulla capacità produttiva delle nostre imprese che sia fondamentale. Allora, pochissime cose senza fare grandi voli pindaggi. La prima, noi abbiamo messo sotto controllo il debito della Regione. 3 anni fa, quando sono salito alla guida della Regione, avevo trovato un debito che era di 1.626 milioni di debito. In 3 anni, nonostante la crisi, abbiamo portato a 1.050 miliardi, abbiamo ridotto il 50% del debito. Ma questo lo dico più volentieri in Cambia, lo dico anche a Lucca o a Sacile o a Grado, non perché a un certo punto della storia di questa regione è arrivato in piazza tutta l'Italia a governare il Carnico Tondo, Sparagnin come i Chiarnieri, no, perché se noi non l'avessimo fatto oggi non avremmo la possibilità di sviluppare le politiche di sostegno all'economia e alle infrastrutture che stiamo facendo. Io sono orgoglioso di aver fatto il Tremonti prima di Tremonti, perché era necessario assolutamente mettere sotto controllo la spesa pubblica di questa nostra comunità regionale. Se pensate, se leggete sul Messaggero Veneto di ieri, che il Friuli Venezia Giulia è la prima regione d'Italia per crescita del PIL, assieme e con lo stesso punteggio al Veneto e all'Emilia Romagna, e con un buon 0,6% di più di PIL rispetto alle altre regioni d'Italia, certamente questo non è merito solo della politica, anzi è merito delle nostre imprese, grandi e piccole, che sono cresciute nonostante la crisi, che hanno tenuto duro, come si dice, con imprenditori che si sono messi a lavorare, con operai, con classe dirigente, con maestranza che hanno messo sotto la schiena. Vi ricordo che un giorno proprio con gli artigiani
regionali, eravamo un convegno da qualche parte e mi dicevano artigiani, pensa, vicepresidente, i miei lavoratori, ne ho 10 dipendenti, vengono ora il sabato mattina gratis, perché sanno che questo è un momento difficile e dobbiamo fare unità. E vengono ora gratis, poi ci facciamo la porta asciutta in cantiere, stiamo insieme a ricostruire quel clima, e guardo i miei amici sindaci qui, che hanno fatto grande la storia della Cambia e del Friuli. Qualche sabile la domenica si lava a fare la chiesa tutti insieme a chiesa di Chelati. Questo è il clima che ci fa e che si può ricostruire la salvezza. Quindi tenuta del debito, il Friuli Venezia Giulia è cresciuto più degli altri, non quanto avremmo voluto, anche perché vi si è costituito, abbiamo fatto appunto politiche di sostegno. Pensate, gli artigiani ci hanno anche detto che la piccola e media impresa, 420 milioni di euro messi a disposizione con la manovra anticrisi che abbiamo fatto 2 anni fa, e devo dire anche con il sostegno della minoranza delle autorità di consiglio regionale che non hanno fatto conto, sono stati una quantità di risorse messe a disposizione del credito nel momento in cui le imprese si trovano in difficoltà perché le banche attiravano il culinone, come si dice, no? Ecco, abbiamo fatto questa operazione che ha messo in circuito un sacco di soldi che ha consentito alle imprese di mantenere. Però la grande vocazione delle nostre imprese, lo ricordava più di uno prima, è quello dell'internazionalizzazione, il intervento, la capacità di uscire dal territorio, partendo da 2 presupposti. Primo, che il Made in Italy è ancora un grande valore. Chiunque li vuole vada in qualsiasi paese del mondo, a parità di prodotto, un cittadino del mondo compra il Made in Italy, di conto rispetto e anche a costo superiore rispetto all'estero, perché il Made in Italy è ancora legato al fashion, legato al design, legato alla qualità della vita, al gusto e alla bellezza che hanno noi. Quindi le imprese che hanno saputo costruire un percorso all'interno di questo sono imprese che sono riuscite pur con difficoltà a mantenere, tant'è che siamo, e non certo per merito mio, ma per merito delle imprese, la prima regione in Italia per internazionalizzazione per export percentualmente, certo non in valori assoluti, perché la Lombardia e il Veneto sono regioni che hanno 10 volte le imprese che abbiamo noi, però questo è stato importante. Quindi tenuta del debito, sostegno alle imprese e infrastrutture. Infrastrutture perché mi è piaciuto quello che diceva la dottoressa qui, dice io abito a Udine a 6 km, a 6 ore di macchina dalla mia abitazione in Repubblica Ceca. Se noi prendiamo il compasso e facciamo un giro attorno alla nostra regione, vediamo che ci sono 6 capitali europee più vicine di Roma, e questo lo dice lunga. 6 capitali europee, Lubiana, Zagreb, Budapest, Vienna, Bratislava e Praga sono più vicine di Roma, cioè partendo in automobile, senza contare poi che magari anche Zurigo fosse più vicina. Cioè questo significa che sostanzialmente noi abbiamo un mondo che si è aperto, che è il mondo dell'est, che è in crescita perché partivano da situazioni molto più difficoltose di noi, su quali dobbiamo rivolgerci e su quali la capacità di attrazione o di penetrazione del nostro mercato deve essere assolutamente sostenuta, e noi cerchiamo di sviluppare queste politiche di sostegno. Allora ogni tanto mi si dice ma che cosa abbiamo fatto in questi anni per la Cambia? Sento spesso girare anche questa frase, c'è il fatto lo Pacchiaglia, con mezzo della Cambia, eccetera. Beh, posso dire che sulle infrastrutture abbiamo fatto operazioni importantissime, su strade, su interventi su comuni, che potrei fare l'elenco che non finisce qui, ma non è questo il tema vero. Il tema vero sono gli interventi che abbiamo fatto sull'economia. Anche l'altro giorno, i sindaci lo sanno, Giacomo Cortiuna ancora di più come presidente della cooperativa carnica, nella variazione di bilancio abbiamo messo 3 milioni di euro per il consorzio industriale col mezzo che possa acquisire la proprietà degli immobili che erano col mezzo della cooperativa carnica per poter da un lato completare un percorso di risanamento di alcune imprese che rischiavano di entrare in difficoltà, ma soprattutto di offrire a una delle grandi imprese che è in sviluppo a Tolmezzo, che è l'Automotive Lighting, quella che una volta chiamavamo Senga, di avere una possibilità di sviluppo e assumere posti di lavoro più che ci sarebbero dati bene. Questa è un'operazione che vale 3 milioni di euro che è stata fatta l'altro giorno di bilancio. Certo, molto spesso, proprio mi riferisco alla comunicazione, le cose non passano come sono. Faccio un esempio banalissimo. Se fai una briglia, una rosta sul fiume, e non c'è l'alluvione, non è una notizia da giornale, perché è normale che la briglia, la rosta per contenimento dell'acqua ce l'hai. Se però non la fai e c'è un'esondazione e allaga mezzo paese, vai sul giornale. Quindi le politiche di protezione sociale, le politiche di anticipazione dei problemi sono politiche che spesso non sono rappresentate ma che ci sono.
Se uno mi dicesse che cosa ha fatto in questi 3 anni, posso dire la Regione ha tenuto viva la Regione, nel senso che l'ho tenuto in un momento di difficoltà generale. Abbiamo il PIL più alto d'Italia, abbiamo più internazionalizzazione, abbiamo meno disoccupazione di tutto il resto del Paese. E questo è un dato che è stato raggiunto certamente, ripeto, per la capacità produttiva del nostro sistema, ma soprattutto perché, ma anche perché le politiche di sviluppo sono state fatte. Se pensate poi a quello che dicevo prima, 6 capitali del centro, ecco perché il tema della terza corsia, il tema del corridoio Adriatico-Baltico, il tema del porto di Monfalcone, che sono i 3 temi di sviluppo che faremo nei prossimi 2 anni, sono centrali, perché sviluppare la terza corsia e consentire di venire ed entrare in regione in maniera molto più veloce di quanto succedeva prima, poterla raggiungere, sviluppare il porto di Monfalcone-Trieste, che significa dare un'opportunità a tutta la regione, penso anche a Manzano, nel momento in cui si sviluppa quell'opportunità di traffico di merci, anche i capannoni di Manzano possono diventare un punto di riferimento logistico, vuol dire creare un sistema regionale. Ecco, la Carnia in questi anni ha paradossalmente sofferto di meno dal punto di vista occupazionale del suo territorio, perché le aziende che sono qui sono più sane e l'hanno tenuta. La cartiera di Corvetto, la cartiera di Ovano, l'ex Ema di cui parlavamo prima, cioè il grosso tessuto industriale dalle nostre parti ha tenuto di più nella bassa. La bassa Friulano, la Cafaro è andata in crisi, la Safilo è andata in crisi. Abbiamo 700 donne che producevano chiavi, che adesso producono in Cina, che evidentemente non hanno più un posto di lavoro e vivono di cassa integrazione. Allora è evidente che il nostro sistema produttivo va sostenuto e quindi ecco la ragione per cui l'importante intervento sul consorzio industriale di Tormento che possa acquisire i capannoni della lasciata libera di Tormento della cooperativa Canica per metterci un altro pezzo di automobili e poi aggiungo anche un'operazione importante fatta anche l'altro giorno, i sindaci sicuramente lo sanno, con la cartiera di Ovaro, dove assieme al Mediocredito abbiamo mangiato un finanziamento di 6 milioni di euro per consentire a quella cartiera, che è una cartiera che produce cartoni particolari che vanno in tutta l'Italia e in tutto il mondo. Se pensate, tanto per fare un esempio, che se uno oggi compra un pacco di pasta Barilla, come voglio fare pubblicità, a Vancouver, in Canada o in Nuova Zelanda, quel cartone che contiene quegli spaghetti o quei fusivi è prodotto a Novara. Quindi abbiamo un'azienda che è leader nel mondo e che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo, che non chiede soldi, anche questo è positivo, non chiede soldi a fondo perso, è un intervento finanziario, chiede che la regione gli faccia da banca. La regione lo fa volentieri perché sviluppare questa azienda significa una continuità rispetto all'azienda storica che in cambia da 100 anni da Martini e che potrà continuare da posti di lavoro. Ecco, queste iniziative, quindi tenuta sociale, quindi quattrini per le persone che vanno in crisi, per la cassa integrazione perché possano continuare ad avere una loro dignità della vita, mandare i figli a scuola, eccetera. Infrastrutture per porre la regione al centro dell'Europa, sostegno alle imprese, come le iniziative che ho fatto. Questo è un quadro molto semplice. In questo quadro abbiamo anche prodotto, ne avete letto qualche cosa in questi giorni sui giornali, una politica di contenimento della spesa pubblica, che ha avuto contro, mi dispiace, un partito importante sindacato come la CGIL, perché nel momento in cui non firmiamo il contratto per pubblico impiego, e vi assicuro che non è stata una scelta della giunta regionale di centrodestra contro la CGIL che rappresenta la sinistra, ma è stata anche condivisa dai sindaci, dalle comunità montane e dalle province, perché il messaggio che abbiamo voluto dare è che in un momento di difficoltà generale per il Paese aumentare la spesa pubblica e comunque intervenire sul salario e sui dipendenti pubblici che comunque sono garantiti rispetto al privato era il momento in cui si poteva anche avere un attimo di pausa, mettiamola così. Una buona parte del sindacato, a cominciare dalla CISL, ha capito, alcuni sindacati evidentemente più politicizzati no, lascio comunque ai cittadini giudicare. Io credo che sia mio compito andare avanti su questa strada che è quella maestra, appunto, che ripeto, di contenimento della spesa pubblica e investimento sulle attività produttive. Non ho parlato e chiudo dello specifico locale. È evidente, lo ricordava il sindaco, diciamo appunto, l'ha anticipato nella sua saluto iniziale Giorgio, che artigianato, turismo, agriturismi, cultura, iniziative, mostre, simposi, eccetera, servono e sono utilissimi a sviluppare la conoscenza del territorio. Noi abbiamo un territorio nostro, quello della Carnia, che non è sottovalutato, perché chi viene lo apprezza. Il problema è
creare le condizioni perché più cittadini possibile, dal di fuori della carne e non solo, possano visitare la nostra terra. Perché io mi sono accorto che chi viene qui, come molti sanno, faccio anche di professione privata, l'operatore turistico, vengo dell'attività alberghiera sul territorio, so benissimo che la carne è apprezzata. E ancora qui mi rilascio proprio vicino all'architetto, probabilmente non siamo stati capaci di comunicare o di rappresentare esternamente i nostri valori. Cioè molto spesso mi accorgo andando in giro per l'Europa che cose molto meno significative, molto meno belle di quelle che abbiamo noi, sono vendute 10 volte più. Fai magari 50 km perché leggi un webinar come questo che ti parla di un sito archeologico e vai lì e poi vedi che Zubio è un prodotto di Davice Zero, vedi che gli scavi di Verdenis, di Musei danno 3-0, cioè, per dire come siamo stati incapaci o comunque ci siamo sottovalutati rispetto a questo. E qui viene fuori il nostro carattere, cioè la capacità di rappresentare quello che siamo e non essere timidi, non avere paura di quello che siamo, quello che rappresentiamo, e qui faccio il carico, nel senso che abbiamo bisogno davvero di uscire un po' dal guscio, anche perché una cosa che mi ha attirato molto spesso le antipatie di qualche comune della Camera, che dico lo stesso, perché bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa, è che noi possiamo pensare che la salvezza venga da fuori. Cioè io ho notato molte volte nella nostra montagna un atteggiamento salvifico per cui deve pensarci la regione, deve pensare lo Stato. Non funziona più così. Quei tempi sono finiti per la Sicilia, per la Sardegna o per il Molise, immaginiamoci sono ancora possibili per noi, che abbiamo anche meno capacità rivendicativa, cioè noi non siamo quelli che mettono su i tralicci, noi siamo quelli della Repubblica Libera della Carnia, vedo qui che vanno in Spagna che sta facendo una grande operazione e anche questo diventerà positivo perché diventerà, oltre che un riconoscimento ideale e culturale, anche un passaggio che sarà sviluppato dal punto di vista turistico, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che turismo non sono le Dolomiti o i laghi o le nostre spiagge, ma sono anche una fetta importante del turismo tematico, il turismo museale, il turismo della Grande Guerra, il turismo religioso, pensate al turismo religioso, pensate a Medjugorje per fare un esempio di come sia diventato un'attrazione per tutta quella terra. Ecco, il turismo religioso ai nostri piedi, giustamente la parrocchia adesso l'arcidiocesi sta sviluppando questo percorso, mettere in rete tutto questo e comunicarlo, questa è la cosa più difficile, far sapere a chi sta fuori di qui che il weekend passato in Cagna ti offre tante possibilità, dalla storia della Repubblica Libera alla storia della Grande Guerra, ai musei, alle nostre piccole e grandi pinacoteche, ai territori, alle bellezze delle nostre vallanche, eccetera. Ecco, questo è ciò che vogliamo sviluppare, che stiamo facendo. I sindaci di questa vallata in particolare sanno che abbiamo appena completato il percorso della banda larga e quindi riusciremo finalmente a dare questo servizio, soprattutto in questa prima fase istituzionale, poi passeremo anche ai privati e alle famiglie, però ci tenevo oggi a essere qui a rappresentare un po' questo quadro complessivo perché credo che si sia fatta appunto la politica da briglie, la politica da nostra, cioè quella che non fa tante cose clamorose, che non parla del favore di Montecocecani perché poi non si fa mai, ma rappresenta le cose sono fatte. Noi questi anni abbiamo ottenuto il sistema e non è stato facile, vi assicuro che non è stato facile perché ogni volta che fai un taglio, cioè se in sanità spendo 100 e da domani spendo 95, c'è 5 che mancano a qualcuno, che arrivano da qualche parte, spesso giusti, non sempre, ma questo vale per tutto. E quindi ti trovi sempre ad affrontare le resistenze di chi nel cambiamento c'ha qualcosa da perdere. Questo è un dato oggettivo, se tutti resistiamo rispetto alle condizioni di privilegio o comunque situazioni che possiamo avere. Ecco, però questo è il momento di pensare al locale, non è più il momento di pensare solamente alle piccole o anche legittime questioni di carattere settoriale. Qui si vince o si perde tutti assieme. Ed è per questo che io ho sviluppato e continuo a farlo, anche se qualcuno dirà che può contraddire, ma io sono con una coscienza a posto su questo, perché ho dedicato poca attenzione alla carne, so che la carne si salva nella misura in cui tutto il sistema funziona. È come dire che il Friuli si salva se non funziona l'Italia, c'è un momento in cui anche Barack Obama è le prese con default e noi pensiamo di salvarci da soli, non lo faremo mai. Ecco, mettere in sicurezza il sistema come abbiamo fatto sui grandi tessuti industriali, che sono quelli che poi alla fine nel fondo vale dalle posti di lavoro che sono necessari, e sostenendo con grande difficoltà e soprattutto grazie all'impegno e al sacrificio di tanti di voi, tante persone che sul territorio, che anche non sono qui,
che quotidianamente tirano sulla saracinesca della propria azienda, si toccano le mani, che pagano i mutui dei propri, pagano le rate dei propri mutui, e questo è il futuro per noi. Io credo che sia tutte le possibilità di farlo, perché ho visto che questa comunità ha saputo reagire in momenti difficili. E ricordate, quello che è vero, perché non voglio annoiarvi, che chi supera il momento difficile si ritrova alla fine del tunnel 10 metri più avanti agli altri. Anche oggi qui a Soppieve abbiamo gente che secondo me alla fine del tunnel si troverà 10 metri avanti.